Nel 2020, a causa del Covid, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno perso il 73,2% del fatturato, palestre, piscine, sale gioco, cinema e teatri il 70%, seguono alberghi e alloggi con meno 53%, bar e ristoranti meno 24,7%, noleggio e leasing operativo meno 30,3%, così del report della CGIA di Mestre su scala nazionale. Dati che tristemente peggiorano per le città d'arte venete, con Venezia in testa, come puntualizza Conturismo Veneto. La regina purtroppo di questa triste classifica è Venezia, che sostanzialmente vede gli alberghi chiusi sostanzialmente dal novembre del 2019 con l'acqua granda. E su questa si è innescata la crisi Covid, per cui Venezia è la bellezza di un anno e 4 mesi, un anno e 4 mesi che non lavora. Le città noi stimiamo che siano in calo intorno al 90%, quindi un 90% di meno. Questo porta il dato della CGA, che è perfetto per quel che riguarda il panorama nazionale, a essere addirittura peggiorativo nel Veneto. L'ulteriore cosa peggiorativa del Veneto è il peso specifico del turismo all'interno del PIL regionale. Purtroppo il Veneto in questa classifica non sia almeno 50, ma minimo meno 60%, volendola vedere con un minimo di bonomia. Con la CGA che specifica le prime cose da fare dall'auspicato nuovo governo Draghi. Sarà necessario riorganizzare il piano vaccinale, renderlo più efficace, più efficiente, affinché possiamo raggiungere quanto prima l'immunità di gregge, lasciandoci così alle spalle le limitazioni alla mobilità, le restrizioni e i lockdown che abbiamo subito in questo ultimo anno.